O Vangelo secondo Marco, capitolo 14. La cospirazione Rosinetri. Giù levano ancora 2 giorni per la festa di Pasqua, e per la zima e tutte le breie, e tutte le capre prievole e tutte le maste legge s'aunettano insieme. Facettero un consiglio per vedere come avevano fatto per mettere in mano un cuore a Gesù, con un canto poi fa morire. Ma l'uno culato si diceva, ma raccomando, non lo facciamo restare in da chi lui tornerà alla festa, perché non ci può stare pericolo che il popolo si potesse arrevutare. O banchetto di Betania. Gesù si trovava a Betania, in da casa di Simone Lebruso. Mentre mangiava, s'accostava a Gesù una femmina, con un vasatiello alle pastre, in mano, chine uogli improfumate e spiccandossa, che era costata un occhio alla fronte a quella che l'aveva accattata. Questa femmina rompette che lo vasatiello alle pastre e arravagai che lo profumo che pagava solo. Ci fu subito certo che si arraggiaino assai l'uno con l'altro e dicettene: ma perché tutte queste sciupe e anguente così improfumate? Se poteva vendere tutto questo profumo a più di 300 denari argento per tutte le pazienti della città. Erano assai arraggiati contro questo e Gesù danno ricetta a loro: lasciatela in pace, perché le è stata data tutta questa afflizione. Questa femmina ha fatto per me un'opera buona. I pazienti staranno sempre insieme con voi e potrete fare loro tutto bene che volete ogni volta che volete. Non sempre invece tenerete a me vicino a voi. Questa femmina ha fatto tutto quello che poteva e arravagando un profumo in coppo corpo mio ha voluto togliere il corpo mio prima del tempo per la sabbatura. Anzi, vedi che tutte le piezze del mondo a te sarà predicato il Vangelo mio, sarà contato pure quello che ha fatto questa femmina e così sarà ricordata per sempre. O tradimento è Giuda. Tanto Giuda Iscariota, che era uno dei 12 e tannanza ai sommo sacerdote, per consegnare Gesù in mano a loro. Tutte quelle, quando sentettero questa, si arregliarono, le promettettero pure una certa somma era denaro. E questo, a quel momento, gli lasciano l'occasione buona per consegnare Gesù in mano a loro. L'Urda Macina. Il primo giorno della zima, quando i giudei scannavano gravattirla, e Pasqua, i discepoli sulle ricettano: a dove che noi abbiamo apparecchiato cena di Pasqua? Gesù manda i 2 discepoli suoi dicendo a loro: iate in da città, e là vennero incontro a voi in ombra, con una lagnella e acqua in mano. Iate la pressa, e la dotra sarà chista, trasite pure voi, e dici tu, padrone di casa. O maestro ti manda a dire: a dove sta che la camera dove farà Pasqua con tutti i discepoli suoi? Chista vi mostrerò piano di coppa e che la casa, una camera assai rossa, già preparata e pronta, rinda che la camera apparecchiata a cena per noi. Chi li discepoli partettero in frumma trasettano rinda la città, trovarono proprio come verità a loro, e là apparecchiarono la cena di Pasqua. Annunziano tradimento di Giuda. Scurata notte, arrivai là a Gesù con tutte e 12, mentre stavano vicino alla tavola e mangiavano. Gesù dicette: io vi dico la verità, uno di voi, che sta mangiando insieme con me, mi traderà. E stessa danna cominciarono a s'addolorare tutti i discepoli, e l'uno incoppanato cominciarono a dire a Gesù: sono che forza io. E Gesù dicette a loro: uno dei 12 è quello che sta inzuppando il pane insieme con me in 2 piatti. O figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto in quella issa, ma guai a chi l'uomo che tradisce o figlio dell'uomo. Sarebbe stato assai meglio per chi l'uomo se non fosse mai nato. Mentre mangiavano, Gesù pigliava il pane per ricette, o spezzaia, o retta a loro dicendo: pigliate, questo è il corpo mio. Poi pigliai il calice, a ringraziare a Dio, o retta a loro e ne bevettero un poco per uno. E dicette: questo è il sangue mio, il sangue dell'alleanza, che sarà ravagato per tutta la gente. Io vi posso assicurare che non lo bevarraggi più o frutto della vita, zina a chi 2 giorni quando bevarraggi nata volta dentro regno di Dio. Gesù predice il rinnegamento di Pietro. E roba che avevano cantato in lingua, a scegliere tutti insieme per dentro monte dell'Oliva.
E Gesù ricetta a loro: tutto quanto voi che scandalizza ridere in questa notte, perché sta scritto: in mezzo al raggio pastore e tutte le pecore si sparpagliaranno. Ma roba che sarà già risorta aspetterà già in da Galilea. E stessa danno Pietro le ricette, pure se tutte le si scandalizzeranno, io non mi scandalizzerà mai. E Gesù le ricetta, io ti dico la verità, proprio tu oggi, in questa stessa nottata, prima che Nuvalla canterà per la seconda volta, tu mi avrai agnato 3 volte. Ma chiste, con più forza di prima le ricette, pure se avesse morire insieme con te, io non ti scanuscerà mai. E la stessa cosa ricevono pure là di discepoli. Gesù in dall'orto di Getsemani. Arrivarono in una massaria che si chiamava Getsemani e Gesù ricetta a tutti i discepoli suoi: assettate per qua, pendramenti va a capriare. Poi insieme con essi Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e tristezza. E Gesù ricetta a loro: l'anima mia è triste, zina a morte. Fermatemi qua e non vi mettete a dormire, state vesciate. Poi se ne jette, un poco più annanzi, e si buttò in terra e si mettette a pregare. E si mettette a supplicare a Dio, che se fosse possibile, facesse arrasare quel momento assai terribile. E diceva: Abba, papà, a te tutto è possibile, arrasare me questo calice rulore. Fa che potesse fare, non quello che voglio, ma quello che vuoi tu. Tornai poi al re da vicino ai discepoli suoi e trovai che dormeva nei sonno. E ricetta a Pietro: Simo, tu dormi, non sei stato capace di stare scedato manca un'ora sola insieme con me. Scedato per pregare, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è assai devoluta. Poi si arrasai allora un'altra volta e pregava dicendo le stesse cose. Quando tornai un'altra volta e trovai lo stesso che dormevano, perché gli occhi loro erano assonnati e non già facevano più a tenere aperte e non sapevano manco quello che devono rispondere. Venette per la terza volta ricetta a loro: continuate a dormire e riposatevi. Basta, scedatevi, perché è arrivato l'ora. O vicano, figlio dell'uomo, sta per essere consegnato rinde in mano dei peccatori. Aizzatevi, yam, o villano, arriva quello che mi tradisce. L'arresto è Gesù. E subito, per tramenda, ancora parlava, insieme con loro arrivai Giuda, uno dei 12, insieme con essa, una folla assai rossa, con spade e bastoni, che era stata mandata a tutte le capre prive, da tutte i masteri a legge e tutte le capre del popolo. Chill, che osteve della tenna, aveva dato a loro questo segnale. Chill che va a raggia e issa, arrestatele e portate velle insieme con voi sotto una buona sorte. Chist s'accostò a Gesù e le ricette rabbi e o vasaia. Loro subito le mettettero in mano un cuore e l'arrestarono. Uno chilla che stenne là tirai fuori a spada e cuglietto servo sommo sacerdote e le tagliai in orecchie. E tanto subito Gesù ricette a loro: siete venuti a me pigliare con spada e bastone come se fosse stato un brigante. Ogni giorno stavo in mezzo a voi a lezionare la gente dentro il tempio e non mi avete arrestato. Se potessero, perché sta compì oggi tutte le scritture. Tutti i discepoli suoi lo lassarono e se ne fugliettano. Arredan Gesù, gesteva un guaglione che gli aveva preso, arravogliato solo rinda un lenzuolo. O volevano afferrare, ma chiste, più lesta, facendo sciugliare il lenzuolo e se ne jette fugliendo a nure. Gesù nanzo Sinedria. Tanto portarono a Gesù nanzo sommo sacerdote, là saunettano tutte le capre prive, i capre dei masteri a legge e tutte le capre del popolo. Pietro aiuta a pressa lontana, tra sette purisseri in due cortigli del sommo sacerdote e s'assettava in mezzo a chi gli serve suoi per si scarfare vicino al fuoco. Tutte le capre prive e tutti quelli che facevano parte del tribunale volevano lasciare un'attestazione favazza contro Gesù per far morire, ma non lo trovavano. Si presentavano parecchie attestate favazze, ma non erano accurate manco in coppa a tutte quelle che ricevano. Poi sai zaini certi per attestare o favazze contro esse dicendo: noi abbiamo intese che recchie nostre, che chi si riceve, io smantella a raggio, chi sto tempio che è stata fravagata che mano e l'uomo, e in da 3 giorni una farraggia nato una, non fravagata che mano e l'uomo, ma pure un coppa a chi sto fatto, non gestevo con senza tutelate. E tanto sommo sacerdote sai in mezzo a che laudanza e ricetta a Gesù. Perché non risponde?
non sento quante cose stanno dicendo contro te. Ma Gesù si stava zitto e non lo rispondeva. Lo sommo sacerdote lo spiava un'altra volta dicendo: se tu o Cristo, o figlio di Dio, benedetto. Sì, son io, le rispondette Gesù. E voi vedrete o figlio dell'uomo assettato a avvicinare ritta la potenza di Dio e venire in coppa in nuvole lo cielo. Quando lo sommo sacerdote sentette queste parole, si stracciai che li veste che teneva un cuore e dicette: che motivo teniamo più e sentiate testimoni? Avete inteso che orecchie vostre, che stai a stemma soia, che ve ne pare? E tutti quanti ricettano che era colpevole aveva essere accisa. E stessa tanto certe persone cominciarono a lo sputare in faccia, a lo schiaffiare. Le mettettero poi una pezza e coppa all'occhio suoi, poi ognuno e loro le riceve. Le revano uno schiaffo e le ricevano: a indovina chi è stata. E tutte le serve, lo sommo sacerdote, lo rignevano e mazzate. O rinnegamento di Pietro. Petteramente Pietro stava in due cortiglie, s'accostava vicino a essa una serva lo sommo sacerdote. E venendo a Pietro, che si scarfava vicino al fuoco, o fissai buono rinda all'occhio e le ricette: pure tu stivi con quell'uomo in Nazaret, con Gesù. Ma essa rispondette dicendo: io non lo saccio proprio, e non saccio che tu dici, io non ti capisco. Poi se ne scette fuori rinda a quella cortiglia e non va alla cantaia. E che la serva, per rendere un'altra volta, a cominciare a ricere a tutti quelli che stavano là, pure chi ste una kill, ma essa agnai un'altra volta. Dopo un poco tutti quelli che stavano vicino al fuoco ricettano un'altra volta a Pietro: tu sei certamente una kill perché vieni pure tu a Galilea. Ma essa cominciai a giurare, a sacramentare: io non lo conosco proprio da quell'uomo, che voi dicete. E poi la seconda volta non va alla cantaia. E sulle danne Pietro si ricordaia e che la parola che Gesù aveva detta a essa: prima che va alla cantare la seconda volta, tu mi varrai agnata per 3 volte. E se ne fuiette fuori e scoppiai a chiagnere forte.